Sì, sì, tanto delusione è normale. Dopo due partite che abbiamo fatto bene, oggi mancava gol e abbiamo fatto un errore dietro e hanno fatto gol. Questo è il calcio, se non sfrutti le occasioni che arrivano è più difficile passare. Ci metti la faccia, soprattutto in questi momenti noi siamo contenti, ma probabilmente fai da parafulmine anche per la tua squadra ed è per questo che sei un leader. Adesso cosa si fa da domani? Serve ancora di più Zlatan? Serve che Zlatan torni in campo e aiutare la squadra in campo, questa è la prima cosa. E dopo bisogna continuare, il campionato non è finito, c'è la prossima partita domenica e bisogna andare avanti e continuare questo anno che abbiamo fatto molto bene fino adesso. Mi dispiace oggi che siamo usciti, secondo me non si meritava uscire, ma questo è calcio, se impara anche da momenti negativi per crescere e andiamo avanti. Ti chiedo l'ultima cosa, sei mancato al Milan, credo ti sia mancato il Milan in queste settimane, ma non per trovare alibi, ma eravate pochi oggi. Ma no, non voglio avere una scusa perché siamo in 24 totale e ognuno è pronto per giocare, anche se mancano giocatori. È un momento intenso per noi con tante partite, ma ognuno prende le sue responsabilità e gioca perché non voglio avere le scuse. Entriamo in campo e entriamo per essere pronti e dare massimo. Studio, voglio ricordare, come dire, il messaggio, l'insegnamento che hai dato dal palco dell'Ariston quando hai detto il fallimento fa parte del successo, non è il contrario del successo, perché fa parte del percorso di crescita. No, anche perché Ibra, questo non è un fallimento, fare un cammino così in Europa non è un fallimento, assolutamente, un percorso di crescita che la squadra ha fatto e adesso deve continuare, da domani deve continuare. Secondo te qual è la cosa più importante che adesso dovete fare? Cioè la prima cosa più importante da fare per raggiungere l'obiettivo che avete, che è quello di andare in Champions? Sì, bisogna continuare, bisogna tornare più forte di questo che è successo oggi. Dobbiamo imparare da errori che abbiamo fatto e poi migliorare ancora di più di dove siamo stati bene, ho fatto bene. Poi, come ho detto, questo è parte di successo, bisogna crescere su queste situazioni e diventare più forte. Così, prossima partita è domenica, mi sa. Così si gioca per andare avanti. Trevisani. Zlatan, sei tornato in campo con grande voglia e credo che la tua voglia si sia vista in questa mezz'ora finale. Hai voglia di qualificarti per la Champions? Perché qualificarti per la Champions vuol dire continuare alla grande il tuo progetto col Milan? Cioè il tuo futuro dipende anche dalla qualificazione? No, voglio giocare per vincere qualcosa. C'è ancora partite di giocare per vincere. Al momento siamo secondi e bisogna continuare di questa corsa per vincere il campionato che è rimasto per noi. Poi se arriviamo in Champions è bello, normale, però l'obiettivo è vincere un trofeo. Poi il prossimo anno non posso dire niente perché al momento siamo qua adesso. Marani. Zlatan, quanto è cresciuto questo Milan in questo ultimo anno? Quanto è cresciuto il Milan? Nel senso che tu quando sei arrivato al Milan hai dato un grande contributo, c'era bisogno di te per motivare l'ambiente, per farlo tornare ambizioso. In questo anno quanto è cresciuto? Secondo me la squadra crede in quello che stiamo facendo e poi abbiamo cresciuto nella mentalità, non posso giudicare prima di me qua, però da primo giorno vedo che la squadra lavora, fa sacrificio ogni allenamento e poi porta questo dentro la partita perché secondo me come ti alleni e come giochi e hanno una mentalità vincente adesso e nessuno accetta di perdere, neanche in allenamenti e questo secondo me ho portato io perché sono uno che non accetto perdere in allenamento e pensa a te in partita. E poi penso anche individualmente tanti hanno cresciuti in campo
e prendono responsabilità e hanno capito anche cosa bisogna fare per essere al top. È un tuo avversario, e lo è stato stasera, ma è anche un tuo amico, Paul Pogba. Mi racconti un po' davvero quanto è forte, perché poi è la sua giocata che fa passare il Manchester United. Forte, forte, tutti sanno che è forte, non è un segreto, non bisogna stare qua a dire quanto è forte, tutti sanno quanto è forte, tutto dipende quanto sei contento e quanto stai bene in una squadra, poi il resto si risolve, se non sei contento e non stai bene è più difficile giocare, poi quanto è forte non è forte, è molto forte. Grazie. Grazie a Zlatan Ibrahimovic, che come sempre da leader vero di questa squadra ci ha messo la faccia nel momento comunque delicato dell'eliminazione del Milan. Applauso da questo studio e davvero ringraziarla del cammino che avete fatto anche in Europa League e della partita che comunque nonostante l'assenza avete disputato anche stasera contro il Manchester United. Buonasera e complimenti lo stesso. Buonasera, grazie, però è una delusione, insomma, è un'eliminazione che dispiace perché nelle due partite abbiamo giocato la grande squadra e dovevamo segnare un gol nel primo tempo stasera e probabilmente sarebbe cambiato tutto il nostro percorso. Peccato perché abbiamo fatto tanto per arrivare fin qua e credo che la squadra meritasse, però purtroppo dopo devi metterci qualcosina in più e non ci siamo riusciti. La delusione è la somma dell'umore, degli gol sbagliati, delle assenze e del fatto che questo Manchester fosse davvero battibile. Innanzitutto stiamo parlando di una squadra molto forte che l'anno scorso è arrivata in semifinale dell'Europa League, che ha fatto il girone di Champions, nel proprio girone di Champions contro Paris Saint-Germain e credo l'Ipse era la squadra che aveva fatto più gol e la squadra che aveva subito meno gol, una squadra che 2 settimane fa ha battuto 2-0 il Manchester City, che è una delle squadre più forti d'Europa. Credo che i meriti nostri nelle due prestazioni ci sono tutti. Purtroppo credo che nei 2 gol che abbiamo subito, sia l'andata sia stasera, sono stati più i nostri demeriti che le loro qualità, questo che dispiace. E un gol lo dovevamo segnare per quello che abbiamo creato stasera. Poi dopo ho difficoltà e mi diventa veramente difficile rimproverare qualcosa ai miei giocatori dopo 2 prestazioni così, perché ci hanno messo tutto quello che avevano, ci hanno messo anima, ci hanno messo spirito, ci hanno messo qualità, ci hanno messo determinazione, però volevamo passare, volevamo andare avanti e non esserci riusciti ci dispiace molto, adesso chiaramente dobbiamo riprenderci subito, ci buttiamo sul campionato, abbiamo 11 partite e dobbiamo far bene da subito. So che lei non cerca, non vuole, anzi a noi giornalisti ci dice non parlate mai di alibi, ma erano forse troppi gli assenti questa sera, cioè pesano poi, no? Vabbè, ma è chiaro che mi auguravo e speravamo tutti di arrivare a queste 2 sfide. Quando è uscito il sorteggio Manchester United abbiamo detto ok, è bella, ce la giochiamo alla pari, ce la giochiamo con... Loro hanno fatto giocare tutti i titolari, tutta la squadra migliore possibile e io mi auguravo di poter fare lo stesso. E purtroppo siamo in un momento un po' delicato e credo che forse i cambi anche stasera ci potevano dare una mano se avessimo avuto in panchina insomma Mandzukic piuttosto che Rebic, piuttosto che Leao. È chiaro che saremmo stati ancora più competitivi, ma le 2 prestazioni sono state 2 prestazioni ottime e ci è mancato poco, quel poco dobbiamo trovarlo tra di noi nel nostro lavoro, nella nostra qualità e è chiaro, io ho apprezzato tantissimo quello che ha detto Kier ieri, nel senso siamo giovani ma non deve essere un alibi, però questa è una partita che ci farà crescere senz'altro, è un percorso che arriva da lontano, arriva da 1 anno e mezzo di lavoro, ci ha visto crescere tanto, le nostre 2 partite confermano la nostra crescita, dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo, dobbiamo buttarci sul campionato, però dispiace tanto perché aver giocato all'altezza di un avversario così forte e poi non essere riuscito a segnare un gol dispiace. Studio Trevisani. Buonasera. C'è un po' d'ansia dopo una stagione così lunga, con così tante partite e che vi ha visto così in alto anche in classifica, di dovervi giocare anche magari la qualificazione alla Champions con così tante squadre? Perché se la Lazio vince il recupero col Torino praticamente sono 6 squadre in 7 punti.
Sì, ma no, ansia no, ma difficoltà sì, ma le sapevamo che il nostro campionato sarebbe stato un campionato difficile perché le prime 7 squadre dall'inizio, che lo ripetiamo, sono molto forti e il fatto di essere lì a giocarci comunque un posto in Champions significa che noi siamo cresciuti tanto, ma che adesso abbiamo la possibilità di dimostrare ancora di più la nostra crescita e che dispiace tantissimo, ma adesso avremo la possibilità di sfruttare delle settimane piene, di fare le ultime 11 partite di campionato con grande attenzione, con grande spirito, sapendo che non sarà un obiettivo facile da raggiungere, ma che abbiamo le qualità per poterlo fare. Ambrosini. Io volevo tornare sulle 2 partite, Stefano, perché l'analisi è stata fatta e oggettivamente da aggiungere sulle 2 partite. C'è solo, secondo me, quello che dicevo prima, che il rammarico grosso, secondo me, deve essere sul primo tempo di Manchester. Cioè, il primo tempo di Manchester, secondo me, avete raccolto decisamente meno rispetto agli altri 3 tempi, perché lì, secondo me, c'era da andare a far pagare pegno al Manchester. Ricordavamo che l'avevate fatta anche col gol di Kessie, però nell'arco delle 2 partite, secondo me, il tempo giocato meglio è stato il primo lì a Manchester, e che lì forse potevate, cioè il rammarico di non averlo concretizzato di più. Sì, sono d'accordo con te, è certo che adesso rimpiangere il gol annullato che sì sembrerebbe trovare delle giustificazioni, ma insomma su quel gol lì possiamo anche discutere ancora, ma credo che anche stasera al massimo, pur avendo sofferto un po' di primo tempo il loro possesso palla, loro magari hanno giocato un po' di più il nostro metacampo, ma abbiamo rischiato veramente poco, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni anche nel primo tempo stasera che è un peccato non averle poi dopo rese così efficaci e segnare un gol, perché ne abbiamo avuto la possibilità e abbiamo avuto altre situazioni dove non abbiamo cercato la profondità quando la loro linea difensiva non era messa bene e sapevamo che potevamo sfruttare di più, purtroppo non ci siamo riusciti e credo che il rammarico sia quello, non aver segnato un gol in più sia nella partita d'andata che di ritorno. Uno ci stava e ci avrebbe permesso comunque di andare avanti o comunque giocarsi ai supplementari, perché credo che la squadra meritasse di arrivare almeno fino ai supplementari. Marani. Sì, ha deciso Pogba, Pioli, buonasera, e quindi ha deciso un campione che nel cambio il Manchester aveva in più, ovviamente, in questo momento rispetto al Milan. Voi avete fatto il massimo, secondo me, però quello che le chiedo è quant'è la distanza, onestamente, in questo momento tra il calcio italiano e il calcio europeo di vertice, complessivamente. Lei ha molti anni che è nel calcio italiano. Beh, guardi Marani, io da una parte ero dispiaciuto del sorteggio, ma dall'altra ero contento nel senso che ci saremmo confrontati con una realtà importante. Il calcio inglese è una squadra che ha investito un sacco di soldi negli ultimi anni per cercare di andare in Champions League e sta lottando per vincere la Premier League. Se devo guardare le 2 prestazioni che abbiamo fatto noi contro di loro, dico che il nostro calcio si sta avvicinando. Chiaro che l'Europa c'è molta più intensità, c'è molta più qualità, c'è più ritmo, per tanti motivi, per i terreni migliori, per gli arbitri che fischiano meno, per squadre che tatticamente sono preparate ma che pensano più a segnare piuttosto che di difendere. Però credo che il Milan stasera nelle 2 partite, affrontando una grande squadra e noi non nelle migliori condizioni possibili, credo che abbiamo dimostrato che il calcio italiano può reggere certi livelli. Chiaro che bisogna continuare a crescere, bisogna continuare a investire, a migliorare le squadre e a cercare di giocare un calcio ancora più intenso, con ancora più ritmo, con ancora più qualità. Nel salutarla, Pioli, so che torno sul punto e lo faccio volontariamente perché lei l'ha definito evitabile quel gol. Lo rivediamo insieme, così da allenatore, da grande allenatore qual è, mi spiega, perché è chiaro che lì non vogliamo colpevolizzare nessuno, no? C'è Meite che non riesce a rinviare quel pallone, sottolinea quello quando dice gol evitabile, oppure è giusto poi sottolineare la finta e la grande giocata di Pogba, no? Che manda vuoto che sì e trova un angolo da fenomeno qual è. Sì, secondo me bisognerebbe tornare un po' indietro nell'azione, nel senso che proviamo a tornare indietro. Purtroppo Meite inizialmente non segue Bruno Fernandes, che era davanti a lui, e poteva secondo me evitare inizialmente anche che la palla ricapitasse a Bruno Fernandes. E dopo un contrasto dentro l'area si può anche perdere. Credo che abbiamo sbagliato a lasciare libero Pogba, perché eravamo in posizione e bisognava marcare. Finché la palla rimane dentro l'area bisogna marcare di più gli avversari. Se lasci un po' libero un giocatore così forte, dopo ci sta che tu trovi. Se vedi qui se Meite non si ferma, probabilmente la palla arriva prima a lui che a Bruno Fernandes. E poi dopo qui non bisogna lasciare gli uomini, abbiamo 2 giocatori che vanno via e invece bisogna stare sotto palla e si evitava. Però dopo poi da qua è molto facile, da lì da voi
A freddo è ancora più facile, in campo tanti giocatori vorrebbero giocare a questi livelli, ma è difficile giocare a questi livelli perché le situazioni cambiano tanto e purtroppo Pogba è stato più bravo di noi. Dispiace perché secondo me non meritavamo di uscire. Non so perché, ma siamo d'accordo con lei, già che cravatta è un filino più facile che stare in campo. Pioli, grazie. Poi molto interessante analisi sul calcio europeo, dopo magari la riprendiamo. Prendere, incollare e incollare. Esatto. Direi che ha dato le chiavi Grazie giuste. Pioli, complimenti davvero, in bocca al lupo per il resto della stagione. Ciao.